E dunque una gara tutta tiratissima, presentazione per i 6 atleti, alcuni come Villa e Cosentino specializzati nelle distanze più lunghe, Mattia Nalesso invece specialista della velocità della farfalla. Lui in terza corsia, incalzato dal giovane cosentino Gabriele, che ora va al passaggio proprio alle spalle di Mattia Nalesso, 25-18 Nalesso, Cosentino 25-57, Svogar 25-76. Mattia Nalesso ancora al comando, primatista italiano del 50 farfalla. Mattia è stato anche primatista italiano dei 100, il primato della manifestazione in questa gara di Pellizzon 53-26, testa a testa fino alla fine, Nalesso in 3, Cosentino in 4, Mattia Nalesso 54-12. Vicino al primato di Pellizzon che rimane a lui, Mattia Nalesso però va alla vittoria, Gabriele Cosentino al secondo posto 54-31, per la terza posizione c'è Robert Svogar.